La mia volontà non conosce ostacoli. È firmato Pin, non Mussolini. Ha richiamato una scritta che da 80 anni campeggia su un muro di Cison per sottolineare la volontà del sindaco Cristina Pin di recuperare uno degli angoli più suggestivi del paese, le Case Marianne. E gli elogi per questo gioiello storico della Marca del Veneto non sono mancati da parte di Vittorio Sgarbi, che con il presidente della regione Luca Zaia ha inaugurato la struttura recuperata. La frase che qui rimane verrà cancellata, anzi rinfrescata, perché rappresenta il dominio ormai ventennale della Pin, Lux Pin, 20 anni di Pin. Dopo i tempi di luce, il risultato è questo: c'è chi ha fatto l'Eur e c'è chi ha fatto le Case Marianne. Un intervento da oltre 3 milioni di euro, frutto di una sinergia tra pubblico, associazionismo e privato. 3 milioni 047 a dire la verità, compreso l'acquisto. Sì, la fortuna di avere una Proloco così attiva che è riuscita a comprarla, la fortuna di avere la regione che ci ha messo 1,5 milioni di euro, la fortuna dei privati che ci hanno dato 430.000 euro tramite l'Aerobonus, e noi come comune abbiamo messo il resto. È solo tutti insieme, solo la forza, l'unione di tutti fa la forza, e quindi questi sono i risultati. Importante il contributo della regione. Ben venga questo, ben venga questa valorizzazione, che è poi la valorizzazione dei nostri borghi, e si dice tanto il nostro territorio deve vivere di turismo. Questo vuol dire preparare la culla per il neonato che arriva. Questo ci permetterà di comunicare ancora di più e di rinunciare a capannoni e pensare di investire ancora di più nel territorio. Turismo giovane con un ostello e poi spazi per mostre ed altri eventi culturali, come Artigianato Vivo, che da 37 anni anima questa zona. E questo recupero attento è anche un segnale di attenzione per un'economia crescente del Veneto, quella turistica. C'è un'amministrazione che tiene pulitissima la città e dal senso dell'ordine e anche del volere accogliere come appare in quest'area delle Case Marianne, con una cura del dettaglio, dei particolari, che può essere interpretata da ognuno come una forma di ospitalità.